Benvenuti a questa nuova puntata di Canzoni d'autore. Oggi con questa puntata voglio farvi fare un salto nel passato, un salto indietro nel tempo, di tanti anni. A me sembra sempre ieri, però purtroppo qua il tempo è veramente traditore e se mi guardo alle spalle sembrano pochi anni e invece sono veramente molti, perché parlo di un festival di Sanremo del 1989 dove io nella sezione degli emergenti mi sono qualificato secondo con la canzone Sei tu, e dove c'erano tanti miei colleghi e tutti i big e alcuni dei giovani che partimmo per fare un'esperienza bellissima, ed era Sanremo in the World, cioè il festival di Sanremo esportava la musica italiana all'estero e abbiamo toccato città come Tokyo, siamo stati a New York, abbiamo cantato al Madison Square Garden, tempio della musica e dei grandi incontri pugilistici a New York, siamo stati al Maple Leaf Garden a Toronto e poi siamo rientrati facendo San Paolo e in Brasile e Francoforte. In tutto questo carrozzone che girava il mondo c'erano questi due personaggi che oggi mi sono venuti a trovare qua a Mille Voci. Per agganciarmi a loro ho portato questo video che vi riporterà veramente come un flashback indietro nel tempo. Guardate un po'. Per chi come la Turci, la Chiarello, Fasano e Borgia incomincia l'avventura nella musica popolare con una tappa a New York, è inevitabile un omaggio alla casa di John Lennon, in Central Park. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Yeah, no hell below us. Bars on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't all to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all that people living life in peace. You may say I'm a dreamer, yeah, but I'm not the only one. Yeah. I hope someday you will join us. You will join us, and the world will live as one. And the world will live as one. And the world we live as one. Che ricordi, Ciao Stefano. carissimi, ero preso dal video, dico poi li ritrovo qui 30 anni dopo, ma siete uguali, identici. Ma t'ho riconosciuto, Cioè, infatti, mi fai hai visto? salutare, saluto prima le donne perché sai, ci ho sempre avuto questo vizio come stai, donne. Franco? Bene. Allora, Gio Chiarello e Franco Fasano. Manca Paola, vabbè, Manca Paola la Turci salutiamo. perché stava in tour e non è venuta a trovarci. Purtroppo stava in Bambini. tour. Ti ricordi? Adesso non mi ricordo
ricordo le parole, però Nemmeno io. una bel grande festival. canzone che vinse, no? Tu arrivaste Vince. secondo. Io arrivai secondo dopo Paolo Turci con Sei tu. Arrivai secondo. E Joe arrivò nel Seconda, come te. seconda e tu Io arrivai terzo, Vabbè, arrivai dai, su, terzo. dietro di Nei- me. nei giovani, Ma poi nei devi giovani. sapere Perché che- tu sei più giovane di me. ma sai, poi il trucco, le cose. Ah, vabbè, No, siamo ma lì dicevo che insomma. la dai. cosa clamorosa è che io sono tornato al Festival di Sanremo dopo 8 anni. La prima volta ero stato nel 1981 con Un'isola alle Hawaii e nel 1981 c'era C'ero già io. Gio che Ah, cantava sì? Che brutta fare. Sì. Devo dire che Aragozzini ha fatto uno dei più bei festival, ha portato e esportato la nostra musica all'estero. Assolutamente E- sì. Senti, però voglio sapere una cosa, ma tu dopo tanto tempo, vabbè, la tua te la ricordi, ma la sua canzone te la ricordi? Certo, non mi ricordo, E non mi posso ricordo. ancora conquistare il cielo. Non finisce all'orizzonte il cielo. Te ricordi le parole? Perché io ti ho mandato una Né si mail. può strapparlo Come come no? niente. Ne si può strapparlo come un velo per scoprire dietro cosa c'è. Però questa mi sembra. Sento le sue mani Ecco. su di me, ma forse nostalgia. Nostalgia. Eh sì. Che poi in quel viaggio c'eri tu, no? Sei tu. E io cantavo. Tu cantavi questa qua la tua. Sei tu, sei tu, sei tu, non farmi male, scaldami di più di questo sole, tu che hai dato sempre di meno. Pom pom, fammi addormentare sopra il tuo seno. Sei tu, sei tu, sei tu. così non vale, voglio molto di più da questo strano amore, un po' zucchero e un po' veleno. Fammi addormentare sopra il tuo seno. Secondo me non era Paola Turci comunque, e nemmeno Bucugli. No. Ma ora che noi siamo qui, in posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo. Se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo. E quel giorno non mi perderai più. E quel giorno non vi perderò più. Va bene, insomma abbiamo fatto questo salto nel passato e un salto nel presente lo facciamo. Che cosa state facendo? Lo volete raccontare agli ascoltatori, ai telespettatori di Canzoni d'autore? Innanzitutto credo che la prima cosa da dire è che Io dico sempre ascoltatori perché ho fatto tanta radio, no? E allora invece qui siamo in televisione, televisione, vedi? vabbè, ma sai. Adesso la telecamera è quella. e ma tu oggi devi in parlare là. televisione è difficile che la gente ti ascolti perché si è abituati soltanto a guardare. Ah, Invece ecco. Mille Voci è una di quelle trasmissioni che si ascolta anche, così È giri vero. tutto. Ed è vero che È vero, è vero, è si vero. ascoltano queste Si storie. Poi ascolta. tu hai ritagliato un bel momento sulla storia della musica, no? Grazie Franco. No, dicevo, Grazie. No, fate un applauso perché ha fatto un complimento, scusate perché ma sai, io mi sono dedicato a tutto tondo alla musica poi anche. Quel Sanremo dell'89 lo ricordo come
credo è stato l'anno per me celebrativo anche dal punto di vista autorale. E qui fammi abbracciare, Ecco. sentiamo che... Dai. Perché nell'89, come tu ben sai, abbiamo avuto la fortuna di condividere quel palco con, credo, una delle più grandi artiste italiane, e non solo, era amatissima anche in Francia, e sto parlando di Mia Martini. Mia Martini è stata Come no? veramente per noi un privilegio condividere anche le sue emozioni, il suo carattere, la sua voglia, comunque la sua tenerezza, no? Nonostante Vero. tantissime cose che si sono dette in quel periodo. Poi io sono diventato, anche questo devo dirlo, grazie a mio padre che faceva il fotografo ed era venuto Sì. a documentare Ha fatto tutto il tour con il noi. tour, il servizio Sì, fotografico per ragazzini. Mi ricordo che Mimì voleva lui che lo portasse insomma, a San Paolo del Brasile, nei vicoli. Sì, sì. Senti, grande persona, tuo padre, io mi ricordo un episodio, raccontalo perché è bellissimo, quando noi siamo stati a Toronto, 7-8 gradi sotto zero, certo. il padre si è impellicciato, mise una pelliccia Sì, gigantesca, perché mia poi ma- partimmo e arrivammo a San Paolo, dove invece c'erano 45-50 gradi, certo. e lui arrivò all'aeroporto con questo pelliccione, scese e si incrociò con Enzo Iannacci, Esatto, no. così ricordiamo anche Enzo. certo. Che gli facciamo un grande applauso a Enzo, un La altro cosa grandissimo divertente artista. è che mia madre era molto preoccupata perché dovevamo passare dal Polo Nord. Dal Polo Allora gli Nord. aveva preso questo specie pelliccione di cappottone. d'orso, ma no, un Esatto. pelliccione. Allora scende, non sapeva dove metterselo. A San Paolo? Allora ha deciso a Toronto, scendendo dall'aereo, di metterselo addosso perché aveva le macchine fotografiche. Si è aperta la porta dell'aereo e c'erano 50 gradi. ecco, 50 no, ma 37 no, sicuramente no, da meno qualcosa di 2. più, sì, E ha cominciato a grondare, proprio come se fosse uscita da una sauna. Allora E allora Iannacci Enzo? si è girato e gli ha detto: "Uè Fasano, se non ti togli l'orso mi collassi sulla scaletta." Che forza, guarda. Vabbè. Franco è un grandissimo autore, oltre ad essere un Assolutamente grandissimo sì. cantautore, perché ha scritto tantissime canzoni per tanti artisti. E quell'anno lui arrivò terzo con la canzone che abbiamo ascoltato adesso. Prima Arrivò Mietta, ricordiamo Mietta, prima Mietta. seconda Gio. E io tra l'altro venni... No, ma io volevo ricordare che quell'anno hai portato, tra l'altro, certo. hai vinto il festival come autore, va bene? Perché c'era Ti lascio. Ti lascerò. perché- Ti lascerò, scusami, Esatto. Ti lascio è un pezzo mio, ho Esatto. confuso. lascerò. Se faccio queste cose. Ti lascerò, Oxa Leali, primo posto firmato Franco Fasano, e così ricordiamo anche un altro grandissimo nostro amico Certo. con La fine del mondo, cantata da Gigi Sabani, e un grosso abbraccio e un bacio a Gigi lassù, che era un grandissimo amico. E siamo caduti in fondo, è Aspettavo arrivata la la fine del mondo. Bussa via, buttalo via. Non me nasconda, oh. È finita per tutti, non c'è più speranza. E adesso dove mi nascondo, è arrivata la fine del mondo. Magari vengo con te, Con te. magari vengo da te. Ma dove Siamo andiamo? diventati tutti pazzi, ciao! È bello ricordare queste cose, però poi viene anche una grande tristezza, Gio, perché tanti di quelli che c'erano quell'anno se ne sono andati. C'era Renato Carosone, Carosone, sì. Sono passati gli anni. Scusa, posso fare un'autocelebrazione? Posso Certo, autocelebrarmi? certo, Perché io quell'anno arrivai secondo negli emergenti, ma arrivai secondo anche come autore di Le Mamme, Certo. cantata da In che Toto tonalità? Cotugno, che saluto. Ciao Toto! Ciao, Toto. E io spero, Toto, che un giorno ci verrai a trovare qui a Canzoni d'autore e facciamo una sorpresa a tutti Assolutamente. i telespettatori, non telespettatori. gli ascoltatori, i telespettatori. Va bene, che ne sai? Magari l'anno prossimo ci abbiamo qui anche Toto. Magari. Va bene, e riformiamo questa, aumentiamo sempre Aumentiamo. il Festival Sanremo 89, piano piano li portiamo tutti qui a Mille Voci e qui all'angolo di Canzoni d'autore. Che vogliamo fare, Le ragazzi? mamme. Le mamme vogliamo Che fare. Tonalità, scusa. in che In do. tonalità? Due braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi
occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Lei aveva 1000 modi buoni per svegliarmi quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo mentre le guardavo i piedi, questo angelo perché non vola? E qui c'è, le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano e ti amano di più. Grazie Franco, che mi hai dato la possibilità di risuonare. Grazie. Bene, purtroppo sono passati 30 anni, ma sono passati anche più di 10 minuti e quindi il tempo è tiranno e io devo chiudere questa puntata di canzoni d'autore. Io spero di avervi qui ancora l'anno prossimo per raccontare altre cose e cantare insieme altre canzoni dell'89, ma anche quelle più recenti, perché tu ce ne hai tante. Anzi, state preparando qualcosa di nuovo? Partiamo con certo, io adesso preparerò qualcosa con lui sicuramente. Una cacio e pepe, non so, una gricia. No, anche perché quelle robe lì non si possono scaricare, te le devi mangiare dal vivo. Prima che chiudiamo voglio raccontare questa cosa. L'altra sera siamo andati a cena in un ristorante romano, perché a me piace molto la cucina romana, dura 30 secondi, ma la devo raccontare perché è bellissima. E siamo andati in questo ristorante particolare dove fanno tutte pietanze romane. Si presenta questa signora che ha una faccia simpaticissima, un po' un mentala totò, con i capelli lunghi, no? Però una signora splendida, di una simpatia incredibile, una romana. E ci illustra il menù e comincia il romanesco. Vai in sottofondo, il romanesco. Comincia e dice, allora, c'avemo i rigatoni che la pagliata, i rigatoni che c'è pepe e i tagliatagli e pure il sugo. C'è gli involtini con ripieno romano, che dentro c'è sta pure un sacco di roba romana mischiata un sacco di roba romanesca, insomma tutto romano. Che ve prendete? E Franco fa, ma non ci sarebbe un risotto alla milanese? E si è beccato il romano, ma e poi per la situazione, perché io gli ho detto ma lo scusi, ma lui è di Milano, e lui ha detto ma no, io non so di Milano, io sono da Lazio. Sei pure da Lazio, gli ha detto. e quindi poi però ci ha fatto mangiare benissimo, no? E ci ritorneremo pure presto, perché si sta benissimo con voi, sia davanti a un pianoforte e sia quando ci incontriamo fuori. Vero Gio? Assolutamente. Ci vediamo alla prossima con Canzoni d'autore. Io sono stato felicissimo oggi di fare questo salto nel passato con questi grandi artisti e con questi grandi amici. Gio Chiarello, Franco Fasano e Stefano Borgia. Grazie Gio che mi hai annunciato. Presentami pure tu. Come Stefano Borgia. E Stefano Borgia vi dà l'appuntamento alla prossima puntata di Canzoni d'autore. Ciao a tutti, un saluto e un abbraccio da Mille Voci edizione 2016. A presto, ciao.